Denis Pantini, direttore area agroalimentare Nomisma. Dagli studi compiuti da Nomisma, come si può considerare oggi il mercato dell'olio di oliva? Beh, diciamo che è un mercato che dal punto di vista della produzione è in calo, nel senso che tra anni di scarica e comunque a livello di più lungo periodo vediamo che l'Italia purtroppo sta perdendo quota in termini di produzione a livello mondiale ai danni della Spagna, che invece cresce. Sul consumo invece quello che rileviamo è che c'è una crescita delle nostre esportazioni, soprattutto sul mercato nordamericano e giapponese, dove il nostro olio di alta qualità è sicuramente ricercato e anche ben pagato. Quali sono secondo lei i punti critici, no, in AI della filiera olivicola calabrese e più in generale italiana? Allora, a livello territoriale, che poi è un male fra virgolette che accomuna soprattutto le regioni del sud, è da un lato il gap infrastrutturale, nel senso che abbiamo grosse difficoltà soprattutto sul fronte dei trasporti che ci fanno sì che il nostro prodotto costi di più rispetto a quello ad esempio spagnolo e quindi sia meno competitivo, e l'altra è la polverizzazione aziendale. Avendo aziende piccole anche qui le economie di scala non sono possibili e quindi siamo meno competitivi. Poi il problema dopo ricade anche sulla questione dell'imbottigliamento, dello stoccaggio, e questo a sua volta fa sì che i nostri prodotti di alta qualità facciano fatica ad arrivare sui mercati dove c'è più opportunità. Presidente Magliocchi, possiamo considerare l'evento di oggi come il battesimo ufficiale del marchio IGP Olio di Calabria? Credo proprio di sì. Oggi è veramente una giornata qui che si svolge nella cittadella, che sarebbe un battesimo di quella che è l'IGP Olio di Calabria, ma anche per la presenza dei relatori di fama internazionale, quali possono essere il professore Servili, che oltretutto è stato fra gli estensori del nostro disciplinare della IGP, del dottore Pantini, esperto di marketing di Nomisma. Quindi abbiamo due personaggi che sono per noi di enorme importanza, e anche perché loro spiegheranno a tutti i nostri olivicoltori quello che è il marchio IGP, il suo valore, perché noi abbiamo la possibilità di spiegarlo, dire cosa è questo marchio, però loro lo diranno tecnicamente da esperti di quello che sono le possibilità di espansione di questo marchio. Il consorzio di tutela si è già costituito da un po' di tempo. A che punto siamo con le adesioni al marchio? Le adesioni dobbiamo dire che sono state abbastanza soddisfacenti, abbiamo avuto una risposta più che positiva, tant'è vero che come adesione al sistema IGP abbiamo avuto circa un 700 aziende. Siamo stati penalizzati nella scorsa campagna per la scarsa produzione, perché purtroppo la produzione in Calabria non se ne è avuta e quindi abbiamo avuto una produzione limitatissima, che è insignificante. Però diciamo che nell'arco di questi 2 anni siamo riusciti a certificare 310 tonnellate di olio d'oliva. Ad oggi quante bottiglie sono state commercializzate col marchio IGP Olio di Calabria? Bottiglie non saprei dirle quante, perché le bottiglie vanno in diverse tipologie, quindi è difficile dare un numero, però posso dare il quantitativo, che è di circa 310 tonnellate, perché tutto il prodotto certificato è quel prodotto che è stato immesso sui mercati non solo nostri nazionali, ma anche sui mercati del Nord Europa, degli Stati Uniti e del Canada. Siamo alla fine di un percorso annuale che è stato molto intenso. Lei, Presidente, è soddisfatto del lavoro compiuto? Del lavoro compiuto e di quello che hanno fatto i nostri olivicoltori sono più che soddisfatto, perché abbiamo avuto sia adesioni, sia presenze, sia momenti di divulgazione del prodotto nei paesi esteri, sia negli Stati Uniti, in Canada, dove abbiamo avuto la rispondenza positiva di quelli che è il consumatore che si avvicina prettamente ad un marchio IGP. Professore Maurizio Servili dell'Università di Perugia, visto la rigidità con cui è stato redatto il disciplinare, lei crede che questi oli possono essere competitivi a livello sui mercati internazionali? Sì, i disciplinari sono relativamente rigidi, nel senso che il range varietale è abbastanza ampio e quindi ci dà una buona, cioè è abbastanza elastico da questo punto di vista.
Senza dubbio c'è una forte tendenza a livello mondiale verso oli di qualità elevata e di qualità superiore. Quindi tutto ciò che va in questa direzione, che poi è il circuito dell'olio premium di alta altissima qualità, ha un futuro anche nel prossimo periodo. Perché va sui mercati ricchi, questo è il problema. Ormai se si vuole fare olivicoltura, specialmente in certe zone d'Italia che sono quelle considerate, diciamo così, per certi versi marginali o legate a varietà tradizionali e a forme di allevamento, diciamo, poco competitive dal punto di vista dei costi di produzione, bisogna andare sull'alta altissima qualità e sulla caratterizzazione geografica del prodotto, quindi il legame col territorio. Ci vuole sintetizzare per i nostri telespettatori i parametri chimici e sensoriali che sono contemplati nel disciplinare? Beh, oltre alla bassa acidità, perché è stato inserito un livello di acidità più bassa rispetto al valore commerciale e al valore dell'extravergine, oltre a un più basso livello di stato di ossidazione, c'è un aspetto importante che riguarda i composti fenolici, che sono relativamente alti e che quindi danno un valore importante dal punto di vista salutistico, e anche altri parametri sensoriali che sono relativi alla caratterizzazione dell'olio e alla diciamo, unicità dell'olio dal punto di vista delle sue proprietà sensoriali, che poi sono quelle che riconosce il consumatore. Dalle sue parole io vedo, insomma, rintraccio dell'ottimismo per il futuro, è così? Io di mestiere faccio il ricercatore, quindi non posso che essere ottimista, però ovviamente vanno seguite delle indicazioni e soprattutto va fatta una strategia di mercato, perché ormai non ci si può più basare sul caso in questo senso, e la strategia di mercato va fatta per tutti i prodotti italiani, sia quelli, diciamo, che possono essere sul circuito standard, sia per quello che riguarda il circuito premium. Noi abbiamo in questo momento un grande problema di riorganizzazione del sistema olivicolo nazionale e quindi anche regionale, calabrese, ma campano, ma pugliese, ma umbro, per capire da qui ai prossimi 30 anni che cosa vogliamo fare dell'olivicoltura nazionale, e questo è un problema che abbiamo tutti. Professoressa Maria Teresa Russo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, lei sta conducendo delle ricerche molto importanti sull'analisi proprio dell'olio, nello specifico sui polifenoli. Diciamo ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Sì. In parole molto semplici, noi abbiamo messo a punto un nuovo metodo di analisi per quantizzare esattamente questi polifenoli e dare al consumatore un quadro chiaro e soprattutto reale di qual è il contenuto di questi polifenoli, che poi sono elementi che adesso si dice nutraceutici perché è molto di moda, però sono gli elementi importanti per qualificare la qualità nutrizionale di uno degli oli. Quindi il nostro obiettivo è quello di qualificare questi oli, soprattutto l'olio dell'IGP della Calabria, che nasce attraverso questo progetto che noi nel tempo abbiamo portato avanti con l'Università Mediterranea, ma anche con, diciamo, il CREA, questo consorzio. Abbiamo lavorato su un progetto che è durato 4 anni, abbiamo caratterizzato diversi oli, messo a punto questo nuovo metodo. In questo momento stiamo ricontrollando tutti i profili polifenolici degli oli calabresi con l'obiettivo di autenticarlo e avere poi sul mercato un sistema che possa tutelarlo. Vedo nelle sue parole soddisfazione per le ricerche. A cosa dobbiamo questa soddisfazione e soprattutto l'entusiasmo con cui ne parla, che è veramente molto bello? Io credo che l'olio di oliva sia non solo un elemento di qualificazione del Made in Italy, della dieta mediterranea. La Calabria è una delle regioni più importanti da questo punto di vista ed è giusto che emerga la qualità di questi nostri oli, che in alcuni casi non hanno nulla da invidiare a nessun olio al mondo, anzi i nostri oli sono tra i migliori, per cui è importante però tutelarli sul mercato e fare in modo che emerga sempre la qualità, l'alta qualità di questi prodotti. Quindi il nostro obiettivo è questo, quello di far emergere l'alta qualità di questi prodotti. Professore Bruno Bernardi dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, oggi è una giornata molto importante, si aprono nuovi scenari per questo olio IGP, l'olio di Calabria, per questo marchio importante. Gradirei avere la sua riflessione al riguardo. Sì, quella del marchio IGP è veramente una grande conquista per quello che è il territorio calabrese, anche nato da un percorso molto lungo, molto articolato. Ho avuto anche l'onore fortunatamente di partecipare alla scrittura del disciplinare. Quando fu approvato, poi ricordo, pensai, siamo arrivati alla fine di un percorso, ma in realtà ora, guardando la distanza di qualche anno, più che essere arrivati alla fine del percorso, in realtà ne iniziava un altro.
ben più complesso, che riguarda poi quello che è il futuro dell'olio, non solo in chiave mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda la Calabria, perché è una sfida veramente importante quella che abbiamo di fronte. Possiamo dire che la produzione mondiale in questo periodo è molto altalenante, abbiamo dei problemi seri per quanto riguarda il comparto, però molto possiamo fare. Veniamo da una terra dove abbiamo bravi agricoltori, anzi bravissimi agricoltori e degli imprenditori che sono in grado di poter fare la differenza. Abbiamo un'arma in più, che è proprio l'IGP. Con questo marchio sappiamo che abbiamo un valore aggiunto al prodotto. Dobbiamo essere bravi, sia mondo della ricerca, mondo imprenditoriale soprattutto, a far sì che riusciamo ad utilizzare al meglio questo marchio per poter dare al nostro olio quel valore in più che merita e attraverso i quali possiamo farci riconoscere sempre più e sempre meglio sui mercati. Quali sono secondo lei i punti critici, se ne ravvede? I punti critici riguardano non tanto il marchio IGP, che ripeto è esclusivamente una grande conquista. I punti critici riguardano l'olivicoltura internazionale e noi non siamo esenti da questa cosa. Possiamo dire che il settore ha una crisi strutturale molto spesso che noi cerchiamo di possiamo dire, attraversare al meglio, anche grazie agli aiuti comunitari, ma l'olivicoltura in generale richiede una riflessione approfondita su cosa vogliamo fare. Quale sarà il futuro da un punto di vista agronomico, se dobbiamo continuare a piantare alberi, se dobbiamo migliorare quelli che sono alcuni sistemi di impianto e ovviamente è una riflessione generale, non si può essere, possiamo dire, sintetici. È un ragionamento che ormai è iniziato in chiave nazionale e che nei prossimi anni porterà a una riflessione ben più attenta e a delle soluzioni che spero contribuiranno a migliorare sicuramente il comparto. Dottoressa Laura Ingrosso della Federterziario, è un piacere averla qui, è una giornata importante questa. Assolutamente, noi ringraziamo come Federterziario il dottor Magliocchi per appunto averci invitato a questo evento così importante. La nostra presenza qui è vista anche in ragione della costituzione della Federterziario Agricoltura, che sarà la Federazione Agricola di Federterziario, dove uno dei settori maggiormente rappresentativi sarà sicuramente quello dell'olivicoltura, quale risorsa importante appunto per il territorio della Regione Calabria. Dottore Giovinazzo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura alla Regione Calabria. La Regione Calabria si è molto battuta per questo riconoscimento del marchio IGP, ma molto c'è da fare perché tanti sono i finanziamenti di cui insomma si ha bisogno per ammodernare le strutture. Il piano di sviluppo rurale sta facendo il massimo in questa direzione? Beh, io dividerei gli argomenti in due tipi. Io ritengo, che il marchio, il riconoscimento è un punto di partenza. Innanzitutto c'è un consorzio in vita, abbiamo un buon numero di associati, deve diventare sempre più elemento di rafforzamento dell'aggregazione. Dopodiché dobbiamo agire su due livelli. Un primo livello è un livello di pubblicità e di conoscenza della produzione oleicola calabrese. Questo lo faremo attraverso una misura, la 3.2b, che darà al Consorzio di tutela dei contributi per la promozione dell'olio, e questo è un elemento. Il secondo elemento è come agiamo per la modifica delle strutture delle aziende agricole. La modifica delle strutture delle aziende agricole dovrà essere fatta attraverso un piano di costruzione di interventi innovativi che vedono al centro l'OCM, ma anche le risorse degli altri pilastri del PSR. Questo che significa? Significa che probabilmente nella nuova programmazione divideremo gli ambiti di intervento per filiera. La divisione degli ambiti di intervento per filiera consentirà di misurare la capacità del settore di modificarsi. Finora i bandi generalisti ci hanno consentito una visione parziale, se vogliamo, della problematica. Lei ritiene che l'impresa olivicola possa essere d'aiuto all'annoso problema della disoccupazione e anche della qualità della vita in Calabria? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che 180.000 ettari di coltura olivetata sono il marchio identitario della Calabria. Sono tutti produttivi? No, non sono tutti produttivi. Ovviamente la filiera è un segmento, su questo segmento inquadrata in ambiti di produttività e di sostenibilità dell'azienda può diventare un punto anche di sostentamento dal punto di vista economico.
Non dobbiamo dimenticare che questa filiera fattura 500 milioni di euro. Dobbiamo sempre più spingere nella valorizzazione dei prodotti, nella biodiversità, dobbiamo sempre più far qualificare e identificare la Calabria come produttrice di olio di qualità e io credo che un compito fondamentale lo debba avere il Consorzio. Mauro Dacri, consigliere regionale con delega all'agricoltura. Può raccontare ai nostri telespettatori ciò che è stato fatto in questa legislatura, ecco, per aiutare l'impresa olivicola in Calabria? Guarda, su questo settore noi ci abbiamo puntato perché è uno settore principe della nostra Calabria. Se lei pensa che il 35% della superficie del nostro territorio è su questa piantumazione di questa specie, allora la prima cosa che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto una serie di incontri con le varie OP e abbiamo detto la produzione di olio c'è di qualità, altra qualità, dovremmo cercare di favorire le forme aggregative, quindi stare più insieme per poter affrontare i mercati. Questo è uno dei problemi fondamentali e su questo abbiamo lavorato, abbiamo fatto gli incontri, ce ne sarà una la prossima settimana, mi hanno chiesto, abbiamo avuto tutto un problema sul riconoscimento del settore, abbiamo lavorato 2 anni fa, siamo riusciti a far riconoscere le nostre OP grazie alle varie calamità che c'erano state sul territorio, ma abbiamo detto questa volta siamo riusciti a salvare questo settore, però d'ora in poi dobbiamo iniziare a ragionare, starsi insieme. Poi su quest'altra cosa io ho detto pure l'altra volta quando è stata sia in Calabria sia in Commissione Politica Agricola, quando siamo stati uditi per quanto riguarda ma non solo questo settore dell'olivicoltura ma quello dell'agricoltura, ma tutti un po', perché noi ormai di produzione di qualità ne abbiamo un sacco, di qualità, tutta qualità certificata, quindi sanitariamente. Noi non possiamo concorrere con il prodotto che viene dal di fuori perché non è controllato. Se prendiamo l'olio d'oliva che viene da fuori, noi non possiamo vendere sotto una certa cifra il nostro olio di qualità. Ci sono oli che vengono altrove che poi non sono nemmeno oli pure trattati, allora noi dobbiamo cercare nell'immediato di fare un qualcosa per la difesa del nostro prodotto. Capisco che ci sono tutte le norme europee, la libera concorrenza, ma dire e far capire bene ai consumatori che il nostro olio è controllato, è di qualità, è certificato e non può essere venduto sotto un certo prezzo e iniziare a fare tutte queste cose. Io ho detto pure al governo, nell'immediato si possono fare degli accordi con la grande distribuzione per poter iniziare a garantire un prezzo minimo ai nostri prodotti. Cosa si sta preparando per il futuro in vista della nuova stesura del piano di sviluppo rurale? Noi guarda, abbiamo fatto questa grande maratona in questi anni dove come siamo subentrati abbiamo fatto tutto un discorso di ascolto sui territori per quanto riguarda il PSR, c'era un PSR presentato, c'erano delle osservazioni, abbiamo voluto rispondere a queste osservazioni, abbiamo cercato di correggere in questi anni tutta l'imbarcatura del PSR che si poteva adattare alle esigenze del territorio e dell'agricoltura calabrese e su questo ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, ma io dico un dato, c'è un dato. Noi eravamo l'ultima regione nella spesa in agricoltura. Io ricordo gli articoli di giornali 4 anni fa che la Calabria non spendeva i fondi in agricoltura, mandava i soldi indietro. Oggi non lo dice Mauro Dacri, ma lo dice la Commissione europea che è venuta il Comitato di Sorveglianza 17 e 18 giugno a Rocca Imperiale a vedere lo stato di attuazione del nostro piano di sviluppo che lo sta facendo in tutte le regioni italiane e d'Europa e dice che la Calabria è diventata una delle regioni più virtuose d'Italia, anzi essendo la seconda nella spesa paese e d'Europa nella spesa. Questo cosa ci ha comportato? Ci ha comportato di non mandare i soldi indietro per la prima volta, invertire una tendenza e avere 66 milioni di premialità, che questa premialità noi abbiamo potuto utilizzare per quei bandi che avevano tirato di più, ad esempio penso al biologico, alle razze autoctone, che erano bandi di scadenza che noi non dovevamo fare più. Abbiamo un po' corretto le regole, abbiamo fatto, però le abbiamo pubblicate. Questo è il lavoro che abbiamo fatto di ascolto e per questo abbiamo speso i soldi. Cosa stiamo facendo per il futuro? Molte volte si sottolinea, dice ah sì, ma la programmazione 2021-2027 ancora ci vuole, ci pensiamo. No, noi abbiamo fatto tutta una campagna di ascolto, abbiamo fatto anche sul sito, abbiamo messo un questionario dove tutte le parti sociali potevano intervenire e dire quello che pensavano dell'agricoltura calabrese, perché secondo noi ascoltare la gente, pure oggi è importante ascoltare
questo settore, per vedere e scrivere il nuovo piano di sviluppo, perché scrivere il nuovo piano di sviluppo noi andremo a scrivere le regole dei prossimi 7 anni dell'agricoltura calabrese che noi vogliamo. Noi abbiamo diverse agricolture in Calabria, abbiamo l'agricoltura di montagna, delle interne, di pianura, quelle delle aree marginali, quindi dobbiamo cercare che ogni azienda si ritrova in quello che è il piano di sviluppo, in questa politica. Dobbiamo cercare giustamente bisogna fare delle scelte, noi abbiamo sempre dimostrato che quando c'era di fare delle scelte l'abbiamo fatte. Per esempio sulle aree interne noi abbiamo scelto che tutti i progetti delle aree interne c'erano 6 punti in più, oppure dare una percentuale in più, perché fare agricoltura delle aree interne ci vuole di più, quindi ci vogliono più spese, e quindi è una scelta importante, ma nello stesso tempo alle aziende più attrezzate, non è che abbiamo pensato solo alla piccola e alla media, abbiamo detto, siamo l'unica amministrazione che abbiamo detto togliamo i tetti. Allora, se un progetto è valido, qualunque sia l'importo, noi finanziamo grandi. Quindi abbiamo cercato di tenere le esigenze dei grandi e delle piccole aziende, perché noi vogliamo dire che le grandi rappresentano la grande agroalimentare della nostra Calabria, la nostra industria, che possono affrontare i mercati fuori dalla nostra regione e d'Italia, ma la piccola lo dobbiamo mettere in condizione che un giorno deve diventare grande, e se parliamo non dobbiamo frenare lo spopolamento delle aree interne e noi non facciamo politiche che tengono la popolazione qua, allora non saremo coerenti. Avvocato Gregorio Iannotta, sindaco di San Vincenzo La Costa. Oggi è una giornata molto importante, siamo qui alla cittadella regionale per proprio vedere questi nuovi scenari dell'olio IGP, olio di Calabria. San Vincenzo La Costa in questo è un comune molto interessante, ci può spiegare perché? San Vincenzo La Costa è molto interessante ed è interessato alla questione della produzione olivicola, perché la sua vocazione naturale è proprio questa, la produzione di eccellenza data dalla connotazione territoriale, dal clima, quindi insomma assodato anche da esperti del settore, garantisce una qualità del prodotto molto elevata, e noi come amministrazione abbiamo investito proprio su questo e abbiamo inteso valorizzare queste eccellenze attraverso la realizzazione del premio Leario, che è diventato regionale nella seconda edizione e che si avvia alla terza, diventando un concorso nazionale. San Vincenzo La Costa come borgo dell'olio, che cosa mi dice al riguardo? Sì, questo è un altro nostro progetto molto importante, un desiderio al quale stiamo lavorando in maniera molto concreta. Abbiamo partecipato al bando Borghi l'anno scorso, bandito dalla Regione Calabria, siamo ancora in attesa che escano le graduatorie e speriamo che a breve potremo avere qualche risposta, e l'idea è trasformare San Vincenzo in borgo dell'olio. Abbiamo previsto quindi non solo una riqualificazione di un importante palazzo storico dove dovrebbe esserci questo Casa dell'Olio, dove saranno tenute le prossime edizioni del premio Leario, e ci sarà tutto un itinerario anche culturale e artistico, ma riqualificazione del borgo in questo senso, ma anche convenzioni con il CREA-OFA, quindi convenzioni scientifiche per stimolare il miglioramento della produzione olivicola, e con l'obiettivo al quale stiamo già lavorando, ci sarà a fine mese un convegno con tutti i produttori locali, della creazione di una cooperativa. Quindi noi abbiamo inteso interpretare il bando sia da un punto di vista culturale e architettonico, ma anche come occasione di lavoro, perché è un progetto che sicuramente è finalizzato a valorizzare le produzioni olivicole, che molto spesso sono settorializzate e non riescono ad immettersi nel mercato in maniera concreta. Franco Sergio, consigliere regionale. Oggi lei ha seguito questa mattinata che è stato un po' il battesimo, ecco, per il marchio IGP Olio di Calabria. Che cosa pensa lei di questa importante, ecco, conquista? Sì, in effetti questa è la strada se noi vogliamo valorizzare i nostri oli. L'olio è una delle eccellenze dell'enogastronomia calabrese. La rabbia a volte che ci prende, sa qual è? Quando nel rapporto qualità vediamo che il nostro olio ha delle proprietà organolettiche molto superiori rispetto anche ad altri oli a noi vicini, come quello della Puglia, della Basilicata, però facciamo fatica nel valorizzare e commercializzare. E questo mi pare era uno dei temi anche che poneva il Presidente Magliocchi nella sua relazione, soprattutto avere questa capacità di rafforzare il marchio IGP e
creare attraverso il consorzio una rete capace di promuovere a sufficienza il nostro prodotto, che è di estrema qualità, vincendo anche quello che è un momento negativo che riguarda purtroppo il clima, riguarda purtroppo queste malattie che hanno le piante, che è molto complicato. C'è una cosa che mi piace sottolineare: che il consorzio è importante per una ragione che fa la differenza, cioè poter lavorare assieme, cooperare. Questo è uno dei limiti che abbiamo come meridionali, noi come calabresi, e quindi è un altro dei gap che subiamo rispetto al mercato, perché in altre regioni oggi il mercato è sempre più internazionale, globalizzato, quindi per competere c'è bisogno di massa critica, c'è bisogno quindi di una cooperazione forte, e perciò dobbiamo insistere su questo. Poi mi è piaciuta anche un'altra locuzione fatta da uno dei produttori, quando diceva che bisogna avere la capacità di allargare la domanda, e questo è vero, perché noi sì esportiamo a volte piccole quantità magari di eccellenza del prodotto, però non riusciamo a conquistare i grossi mercati. Questa Made in Italy che anche l'olio la rafforza, non riusciamo a renderla, come diceva qualcuno, reddito, e questa è l'economia, cioè questa è quella sfida importante che la politica deve vincere a supporto di queste iniziative, per cercare di sfondare su questo tema, cioè quello di far diventare crescita e sviluppo economico le nostre attività e le nostre vocazioni naturali che abbiamo, e sono tante. E il professore Servilli metteva pure in risalto la difficoltà, forse una comunicazione non adeguata. La Regione in questo può fare qualcosa? Sicuramente, oggi sappiamo bene quanto sia importante il sistema della comunicazione. Ti fa rendere valore alle cose se tu a sufficienza, quando fai qualcosa, la pubblicizzi, la porti a conoscenza, perché spesso il territorio ignora, alcune attività. Questo va a una penalizzazione anche perché poi chissà perché il prezzo lo paga sempre la politica di tutto. Anche quando, per esempio, la burocrazia non fa il suo dovere, c'è chi è che paga il prezzo, la politica. Quindi un sistema di comunicazione adeguato, efficace, capace di veicolare tutto ciò che si fa in modo veloce, in modo efficace, in modo puntuale, preciso, sicuramente aiuta. Noi abbiamo anche un messaggio, un video messaggio dell'onorevole De Castro per questa giornata, che ci ha inviato da Stoccarne, che sentiremo e ascolteremo adesso. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno da Paolo De Castro, come vedete dal Parlamento europeo di Strasburgo. Purtroppo non posso essere con voi questa mattina a Catanzaro, ma ci tenevo arrivasse un mio messaggio di saluto e di augurio per questa importante iniziativa sulla IGP Olio di Calabria, di cui sono particolarmente vicino, e innanzitutto voglio salutare il mio carissimo amico, il presidente Magliocchi, col quale abbiamo lavorato per anni per riuscire a ottenere questo importante riconoscimento. Un riconoscimento che ha legato il territorio della Calabria a questa indicazione geografica, e quindi da qui è il punto di partenza per riuscire poi a valorizzare l'olio extravergine di oliva e soprattutto riuscire a conquistare quei mercati più profittevoli che stanno dando spazio ai nostri olivicoltori per riuscire ad avere anche un reddito da questa importantissima produzione. Certo, avere un prodotto di buona qualità, legato al territorio, riconosciuto con un marchio certificato, è una condizione importante, ma è una prima condizione, perché occorre naturalmente portare queste condizioni affinché si trasformino in reddito per i nostri agricoltori, per i nostri olivicoltori. Per questo è importantissimo lavorare attraverso il consorzio, attraverso i nostri agricoltori. So che c'è tra l'altro il direttore Luigi Polizzi, che saluto, perché insieme a lui e col Ministero dovremo lavorare proprio per rendere sempre più forti questi nostri consorzi e aiutarli anche a coniugare all'azione di tutela con un'azione anche più operativa sul mercato. Ecco, da questo punto di vista le nuove regole comunitarie, il regolamento Omnibus, hanno fornito dei nuovi strumenti e quindi dovremo vedere come poterli utilizzare, come poterli applicare nelle varie realtà settoriali in cui questo regolamento si potrà applicare.
Tutto questo passa naturalmente per una capacità del sistema agroalimentare di organizzarsi sul lato commerciale. La qualità, lo abbiamo detto tante volte, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre accompagnare una grande capacità organizzativa e commerciale. Per questo è importante che i nostri olivicoltori si organizzino, che i nostri oleifici lavorino in squadra e che soprattutto si arrivi ad avere una quantità oltre che una qualità sul mercato capace di poter giocare in modo competitivo sui mercati. Ecco, poche parole solo per ringraziare ancora una volta tutti voi. So che ci sono anche gli amici di Nomis, ma saluto Denis Pantini e naturalmente il Presidente Oliverio se presente, e con queste parole vi saluto, vi ringrazio ancora da Strasburgo. Paolo De Castro, alla prossima volta. Presidente Magliocchi, la giornata, oltre che un battesimo ufficiale del marchio GP, è stata veramente ricca di spunti e di riflessioni. Mi faccio un resoconto. Il resoconto non può essere che positivo. Positivo per le presenze qualificate, per le presenze anche di diversi sindaci della nostra regione, che sono intervenuti, hanno partecipato. La cosa più bella, più importante, che ci ha anche un po' sorpreso tutti, è stato il messaggio, anzi il videomessaggio dell'onorevole De Castro che ha inviato alla giornata di oggi. È un videomessaggio che ci proveniva dal Parlamento di Stoccarda e ci ha fatto veramente piacere, il quale ci ha dato ci ha fatto i complimenti per quello che abbiamo realizzato della IGP che abbiamo creato e che IGP che abbiamo anche grazie a lui avuto la fortuna di portarla qua in Calabria e avere l'approvazione della Comunità Europea. Quindi è stato, oltre a questo, una giornata dove le relazioni, che era la parte credo più bella e più importante per i nostri olivicoltori, data da esperti di prestigio, veramente esperti che hanno trasmesso ai nostri olivicoltori dei messaggi precisi, dei messaggi innanzitutto su quella che è la nostra produzione, come sottolineava il professore Servili, di come bisogna farla, di come bisogna porsi con il futuro e a salvaguardia di questo nostro marchio Made in Italy e della nostra qualità di Calabria. La relazione del dottore Pantini, il quale ha esplicitato quella che è la possibilità e la forza di un marchio IGP per tutti i mercati internazionali. E questo era un momento veramente esaltante, perché è un segnale che ci viene da chi queste cose le vive, ma le vive con una veduta di grande elevatura, veramente di un momento esaltante di quello che è il nostro prodotto. Guardiamo quindi al futuro con ottimismo, mi sembra di capire. Sì, l'ottimismo che dovremmo sempre averlo, al di là del messaggio che ci è stato dato stamattina, ma è credo un messaggio che rafforza quello che è il nostro ottimismo, perché aver voluto un marchio IGP era vedere lontano, vedere quello che è il valore del nostro prodotto e portarlo con un marchio qualificato sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo.